Cari amici, ben ritrovati, la Via dei Presepi ritorna quest'oggi nelle vostre case. Natale è appena passato, Santo Stefano pure, e siamo in quel di Venegazzù. Siamo in compagnia di Massimo Visentin, che è un componente del gruppo Amici del Presepe di Venegazzù. Massimo, raccontaci un attimino come si è strutturato quest'anno il vostro presepe. Sì, intanto buonasera a tutti. A Venegazzù sono ormai 31 anni che allestiamo questo presepio. Viene allestito in un locale adiacente all'altare maggiore della chiesa di Venegazzù, appunto. È ambientato nel paesaggio pedemontano degli anni 50, con scene di vita contadine, scene di vita agresti, e che altro dire? Vi aspettiamo numerosi per visitarlo di persona. Massimo, abbiamo visto dalle immagini e dal giro che ci hai fatto fare gentilmente una cura minuziosa nei particolari. Sì, questo ci contraddistingue ormai da anni. Abbiamo delle persone, degli artisti che minuziosamente riproducono scene di interni, scene contadine, con effetti anche speciali, sia di illuminazione ma anche di scene appunto contadine, scene agresti. A immagini del vostro presepio da 19 anni continua una rassegna di mostre. Sì, quest'anno è il 19° anno della rassegna La Natività nell'arte. Ogni anno invitiamo artisti regionali ma anche nazionali con delle loro opere per illustrare la Natività. Le opere sono allestite in delle nicchie che sono presenti nella navata della chiesa e sono suggestive. È una mostra appunto collaterale del presepio che ben si presta al presepio, appunto. Massimo, naturalmente siete qui in centro a Venegazzù, ma gli orari di visita quali sono? Sì, allora i giorni festivi e le domeniche dalle 14:30 alle 19, mentre i giorni prefestivi dalle 14:30 alle 17:30 e i giorni feriali da Natale fino al giorno di Epifania dalle 14:30 alle 18. Vi aspettiamo qui a Venegazzù. Massimo, noi ti ringraziamo, sappiamo che il presepe vuol dire anche continuità e quindi ricerca di forze giovani. Gli auguri finali li facciamo fare agli inuenti del vostro gruppo. Sì, invitiamo Yuri e Simone per gli auguri. E quindi dal presepe di Venegazzù vi diamo appuntamento, alla parola ai giovani new entry. Buone feste a tutti. Buon anno e venite a trovarci.